Conferenza aperta de Susardu, ammaniata da un usozio che ha un numero che è stato un programma, este accordo. Che sapunna ficussa di questa conferenza aperta de Susardu. Sa prima aperta pro tottusu, sia ta pro soschiana a corosa all'imbasarda, sia ta pro cussoso che invece mancari sono criticoso e che ne narrere su chi pessana, sia ta a soschi hanno un qualche interesse ma mancari non si sono mai accurziaoso e dunque aperta pro cussu. E in prusu in accordo, tu parisi propessare a subvenidore desa l'imbasarda, come ne va vedamo su chi è la ammaniata, chi in parte desa spessone che l'hanno ammaniata, poi sono a narrare chi sono atteroso, e sono Alexis e Emanuela. Salute, non devi scontare. Prima di tutto su commenteschi bosatanzia a Conca de Vachere una conferenza aperta de Susardu, pro Susardu e pro Sossardu, pro tottusu. Dunque salute a tutti, dunque cominciamo su del suo nome, è vero, su conferenza aperta Poita. Poita, sa cosa che da sempre sa gente si queixa da pisso su de Susardu è proprio questa, che Susardu viene sempre una cosa un po' elitaria, de drumas pitticas e serradas, e dunque noi abbiamo pensato di apparecchiare una cosa nuova, una maniera nuova di castiare a Susardu, di affrontare questo argomento, e dunque sapete Poita in capo questo che è mancato in questo anni, è proprio su confronto, su sa dibatta aperta, facci po' facci, che sa dibatta è sempre stata fatta narauso a pavasa dei murus e non castendisi in ogus, e questa cosa forse si ha di puro un pago come tinai posto un freno a Sandra de Susardu, dunque sa pensare una conferenza aperta è su una maniera per provare a affrontare questo problema che abbiamo a lingua sarda in maniera più moderna e con una metodologia più moderna che funziona da tanti altre cose. Se no si seuso nauso Poita non deve funzionare per Susardu e dunque sa provausa da fare aperta e mi pare che questa cosa è andata bene, insomma sa risposta bestecchia e dunque sa olidinai che pure questa idea che pure è innovativa ha di creare in sa gente un interesse che noi se tutto non abbiamo. Ecco, Emanuela Nauchi ha imparato una metodologia nuova, una metodologia moderna. Difatti, questa forse è la cosa più bella, no, di questa conferenza, che invece di essere sempre questa solita conferenza di una dia entrega, che gente che è esettia in una mesa e indennanti il fa vedere pro un uditorio di gente, questa volta è una maniera
come sì, no, è produttiva, ma poi inclusiva, ecco, questa è sa paragola giusta, è come Alexis, infatti, spiegano come la zesammaniada, però il testo una maniera moderna, questa di non addobbiare tutto parisi. È una maniera no ad addobbiare, che su principio este uso de orizontalidade, sta narrare che tutti siamo no che impare, non bat un professore che commenta dispensa da lezioni, no? E dunque siamo tutti impare pro traballare, non pro ascoltare. Dunque su presupposto pro narrare in italiano è questo dessa attività, cioè non dessa passività ascoltante, ma traballente, pro agattare soluzioni, risolvere conflitti, proponere alternative a uno scanto problema dessa Sardinia. Questa conferenza non è sticcetti di fare vedere l'imba sarda, e cioè sta a narrare questa sostanza della lingua sarda, ma fai dare della lingua sarda impare con una scantas problemáticas del suo mondo sardofono. Dunque, noi siamo apparizzati con questa conferenza, se verende uno scantos panels, sta a narrare uno scantos gruppo di traballo, a pisto di una scantas tematicas, per esempio su femminismo, a ponere su femminismo, e forse è stata la prima volta in questa conferenza, però me le dare, pensare, proite femmina no fai tanta usardo, proite una birgongia per una femmina, mentre se per un uomo è una cosa toga, no? E cosa si dice? Dunque s'usardo impare con una tematica e mi pare che sia da bello, da vera, di poter fare dare tutti i imparisi in questo gruppo di traballo con sa gana, no? Di agattare soluzioni, di traballare, e questa cosa secondo me è essere tutti uguali, dunque la orizzontalità è una cosa bella, che siamo una comunità e dunque oggi siamo una comunità amigos, amantiosos, questa è una forza secondo me. Difatti sì, una cosa che mi ha spantato è proprio la pluralità delle tematiche, che su buono desarborta si va a vedere dell'imba sarda e finiti in cui sos interventi sono mancari cada uno pro su chi va e non che invece sistema fini diversos, differentes, e chi pertoccano a tutta la modernità del sardo, e questa è una terra cosa che secondo me ne tocca da sottolineare, che in plur de genere l'imba sarda e de arte e l'imba sarda vivini poi sormedia e finza su una tematica che insomma come este cantumai attuale, forse si sa chi prusu non repete namusu interessare pro battire su sardu a essere lingua moderna e desuvenidore, chieste vinza si standardizzazione e itte tocca de vachere pro incarrerare su sardu a essere una lingua moderna. Deo questa domanda li avvaco prima a Manuela. Issa di fatti è una giornalista atta un giornale e dunque prudeattero ischiti commenti su sardu podete e deppete est in grado de va vedere de cosas fittianasa, modernasa, isor giornalese, che pro scrivere sul giornale non è come scrivere un romanzo, una poesia, un conto, ma tocca da una specialità, no? Certo. Sì, è vero, su noi c'è tutto argomento su pratico su puro, no? Poi forse sì, pure chi si occupa dell'imba sarda è un paga rosso dessa teoria, narrao saici, no? E in capo è più bello a studiare queste cose, viene proprio a intro dessa
società di oggi, poi su sardo si serve di oggi, non è che si servisse da primo, cioè si serve di a comprendere come di oggi poi essi da importo poi questa modernità, poi una società di chi non si di sandala della modernità a parla da Dunque, chi è vero che abbiamo una società bilingue in Sardegna e dunque abbiamo che su sardo tenga la pari dignità dell'italiano, dobbiamo fare a maniera che questo sardo imbuchi in tutti gli ambiti di questa società. Dunque, per questo noi abbiamo separato questo argomento, appunto, sulla scuola, sull'università, abbiamo separato le questioni del gender, abbiamo questionato le comunicazioni, poi commentate oggi che ne comunicazioni non va nuda, cioè è tutto sul mondo che gira a pizzo su questa comunicazione. Difatti si deve, come ti stanno avendo tu, faccio gusto de traballo, faccio gusto puro de traballo e ogni dì mi devo ingegnare in una rosa icci, poi comprendi i commenti, questo sardo possa da crazzare bene in questa questa comunicazione, dunque commenti poi di veicolare bene in sardo, commenti un messaggio pubblicitario poi di arrivare bene in sardo, commenti puro su sardo deppi possa da entrare in questa questa vita di oggi in sta televisione, in sta radio, ma puro appunto messa a rezza sociali, sì, che oggi commenti oggi è ovvio che avvunti uno dei impreus brumanos del su sardo. E difatti un'altra cosa che ha fatto è stata accusa di promuovere mescamente in social, come tesinato una paragola che oramai è entrata sempre comune, che a Facebook, proprio la conferenza che in sa iscrizione, difatti si subbono delle aziende si iscritta online, in internet, un montone di gente, poi lo dobbiamo narrare, e commente tutta la comunicazione l'ha fatta in sardo, che pure è una cosa di importo, dunque su sardo funziona. Funziona bene meda. Abbiamo fatto tutto in internet, noi siamo traballu durante un mese ed io fia in Francia, cioè tutto si sparghinau in Sardegna, dunque abbiamo traballau grazie a internet, grazie ai social, abbiamo comunicato in Facebook, abbiamo creato un sito nostro web. Una muscalesco stu sito www.accordo.eu che è su sito web del socio nostro, e dunque abbiamo stabilito preiscrizione per questa conferenza. Difatti forse su 90% di questa gente è già preiscritta, però unas cantas persone si sono iscritte a questo mangiano. Internet fino a sporso sardo è un aiuto manno a pizzo de sarte, de sa musica, Facebook in sardo, Telegram in sardo, dunque noi sicuro siamo a intro di questa novità, narramo questo strumento per scritto di internet, ed devo chiarire narrare ricetti una cosa che oggi questa cosa secondo me è bella, fia da cussa chi su panel prusu gettonao pro narrare fia da cussu de si scola e de università e non a cussu de si standardizzazione. Cussu de si standardizzazione fia da pure una mera a unire tutta questa gente a pizzude una tematica di aici polemica, però si scola e università e biere
queste professoresse, queste giovani pure che queriano fare dare della lingua sarda in scuola in università, nos mostrano su bisogno proprio di su sardo a introdursi in scuola, che è proprio su il nervo della guerra per pronunciare in italiano. Infatti sì, una cosa bella a me pure che mi sta gradia viene tutto il gruppo de traballo e sti stau che il gruppo fini formare de gente che traballa in Susardo, de gente che o a taberu ecco este un mastro, un professore o un giornalista ma vince gente che collabora e non è su traballo suo provare desusardo una lingua moderna, una lingua de oggi, una lingua che possiamo sempre in tutto, una lingua normale e questa secondo me è questa cosa che forse si subanto per un anno no brosto in questa occasione. Questo assozio non moriti no, che questo lo dobbiamo narrare, che questo è stesa prima, su primo de me da doppio, si spera scusa che sana fa, che per esempio per mandare avanti questa lingua e per traballare tutto Parisi e provare che la maniera vinza chi non pezzinoisi, ma vinza atteroso, podana a piccare questo cammino e a giudare, no? Provare che manna sa lingua. È vero, se non che si sia un vago posto a servizio di questa lingua, poi non hai vita a questa cosa, ma non è che sta seuso un meri noso di questa cosa, meri se noi non ci andati a parte su sardo, scetti su sardo e meri in questo attopio. Dunque se non speravo che di questa cosa di bessanta fora sa altra sa meda, difatti se sa mira nostra via da gusta devono impari gente che è amantiosa del sardo, chi da studiato o scetti chi tu stima, proprio può creare pure un confronto nuovo, un dialogo nuovo, a poi impari gente che magari appunto traballa in su stessi ambienti, oppure gente che non tiene manco nulla in comune con gli altri, però che tiene d'accordo sa lingua. E dunque questo che io vi un no suoi è che si funti già creata una rauso relata a noasa e questo è su questo che noso obiauso so grada via da gussa ci caide torrai a ponni impari genti e torrai a donare un pago de fiducia a Sallimba, ci cade comprendi che c'è ancora gente che odia traballare per Sallimba e che sta dibatta di Sallimba non è sta accabata male, ma si deve di tornare aperti proprio con questa volontà e con questa mira comune.
Sì, no, è un'altra cosa che io queria narrare, che secondo me è importante umano, è che sono tutti volontarios, siamo tutti volontarios, che amos a Rosalimba e facciamo questo traballo che a vero bi credimus, è un altro vanto umano, è questo, che tutti hanno traballato de Badasa, chi ha fatto il segretario verbalizzatore, chi ha fatto il moderatore, sos organizzadores, insomma, tutti a vero che in Samore Prosalimba Sarda e questo pure a tempo de oggi è una cosa di importante. Alexis, queria narrare una cosa? No, badde narrare che questo traballo non finiti oggi, noi cioè, questo è naramus un materiale su materiale dei moderadores e dei segretari. Tu cosa è un intervento un pago tecnico, però entro dei gruppi di traballo bifianta moderadores e secretarios. Mescamente secretarios anta iscritto, trascritto tutti i interventi. Questi interventi sono risoluzioni dei conflitti, proposte alternative, come narraia in antisi. Dunque noi siamo a fare un traballo di raccolta, un traballo scientifico con Mongili, che è sociologo, della raccolta di questi documenti, una sintesi di questo traballo, e abbiamo a presentare questo traballo, forse a fini di Vreargiu, in una conferenza di stampa, che ha essere una genia di testimonio del suo traballo fatto dai partecipanti in questa conferenza, ma pure una genia di agenda politica. E sta narrare pure un medio di pressione per i politici che possono cambiare commenti, si può traballare in Parisi prosa lingua sarda, e forse pure donare risposte ai politici che mancano, non tenente nemmeno idea o manco coscienza di una scantas problematica su femminismo, su gender, si scola, e noi teniamo pure proposte con si scola, pure per standardizzazione dobbiamo sbire come sta andando su traballo. Dunque noi in noi dobbiamo traballare meda, a un manco un mese. Una cosa infatti però la queria narrare una cosa forse zicca in polemica, ma non mi vieni sos politicos, cioè sos chi de piana intendere, de piana partecipare, de piana nammusu vorzisi che de piana collire su proprio sa punna de questa conferenza e su chi pensa sa gente, sa gana desa gente de che su sardu proporre a maniare politica linguistica de profetto i sono non bivini, e questo lo dobbiamo narrare, non che non lo sanno invitato a casa conferenza, lo torniamo a narrare fitta aperta tutto, no, ma no, vita aperta tutto, dunque forse si sorbi de piana essere, ma questo è il suo primo passo. Dunque devo poi queria tancare che in un meledu meu piccando ad esempio Alexis come Manuela è sarda, da anni che traballa pro su sardo, non conosciamo, abbiamo fatto battaglia per arrivare a questo arribaoso, ma Alexis non è manco sardo, l'ha desinteso, vi fa vedere su sardo, ma Dio Lunaro è un bantu pro isso a imparare su sardo, ma Dio Lunaro pro tutto questo sardo chi non vi crede nei salimbessori, sa forza della limba sarda,
E chi nana, no, ma io non l'ho imparato da piccolo e quindi ormai come ti chisiata una battaglia perdia. Chi si sono rendioso a un destino, pare a un destino come ti si nata in italiano ineluttabile, no? Mentre siamo su bidu, su deste sa prova, chi su sardu si può imparare, bene. Chi è una lingua che ha tottus a satteras, chi bisogna usare regolas, di studiare, che ha tottus a limbas e chi dunque intendendo Alexis a beru sinata nuda è impossibile, dunque devo dire che restancare chi induno appello de Alexis a sossardoso proprio chi si dia una pedellestroso chi per imparare a usardo va sempre stempusu. Allora chi si l'ha provato a Deo, tutto sulle punte vacchere. Sono pago di curiosità, non pago di gana, non pago di passione, non pago di traballo, anzi sì, me da traballo. Devo chiarire che imparare su sardo a 10 dove devo creare rezza sociale. Noi nos siamo conosciuti grazie a promore della lingua sarda, tu e Manu, Tottus, dunque si crea la rezza sociale, intelligenza, meledu sociale, innovazione, insomma, personalmente, intellettualmente e pure economicamente, che è una cosa di positiva. Dunque, a tutti i sardos, a io. E tanno, chi in questo augurio de Alexis, ammentiamo chi è questo gruppo de traballo, questo accordo, chi è traballando pro la lingua sarda e chi de succale tutto va che mus parte, che tutto schierimo traballare pro susardo. Dunque, in pruso de me e di Alexis ci funti Alessandro Mongili, che è un professore di sociologia e dunque sa di sighi un meda proprio in saparizzamento di tutta questa conferenza, e in pruso Giovanna Casagrande, che è una femmina de Gabbale, che è impegnata a meda potrà a questionare questa lingua sarda in ogni luogo, in ogni maniera. Potremmo pure mentovare Bacchis Murgia che ci ha aiutato Meda Prosuzittu e Andrea Maccis. E dunque, ritorniamo grazie a questo pizzoccoso che si sono impinnato, che nos hanno motivo, no? Che noi siamo presenti lo sisettiamo su come sa dovio inveniente però non scontare ite battessio a campo, che questo nos interessa da questo gruppo di traballo che si sono impinnato pro a maniare fainar de profetto pro susardo pro totus os sardos e pro sa limba. Grazie.